Bene, eccoci con mister Pierpaolo D'Este. Oggi un 7-2 pesante, e un po' anomalo, inusuale diciamo anche per l'eccellenza. Sì che la sua squadra è riuscita anche a fare 2 gol mostrando una buona tecnica. Cos'è che ha determinato questo risultato? Allora, a parte la forza del Portogruaro, mi sembra evidente, soprattutto dal punto di vista fisico, noi abbiamo sofferto tanto la loro fisicità e i primi 2 gol sapevamo che loro crossavano e Macan attaccava quasi sempre il secondo palo. Diciamo che quelli che hanno un po' chiuso la gara, il terzo e il quarto gol, che noi là ci abbiamo messo parecchio del nostro, perché abbiamo riportato la palla in mezzo al campo quando bastava aprirla a sinistra e non avremmo perso la palla, e l'ultimo sul rimbalzo dietro dalla bianca bisognava attaccarla e invece siamo scappati. Poi sai benissimo che sul 4-1 con la forza del Portogruaro, forze fresche, buttano avanti la palla e fai fatica, sai ancora un aspetto psicologico. Diciamo che secondo me per un'ora la partita non era così scontata come poi insomma Sì, la parte anche finale. sul 3-0, quando voi avete fatto il 3-1, insomma, lei ha fatto un po' di cambi, si poteva anche pensare, siete andati vicini anche al 3-2 Sì, e ma perciò no, là la ripeto, ma partita anche il era... primo tempo, probabilmente il 2-0 che abbiamo preso al 44esimo ci ha un po' tagliato le gambe, perché comunque il primo tempo era stato abbastanza equilibrato, cioè, io mi ricordo solo le occasioni del gol del Portogruaro, non mi ricordo altre. È che noi comunque proviamo a giocarla, dopo ovviamente se perdi palla sei un po' aperto e lì loro sono stati bravi, soprattutto nella parte finale, a approfittarne. Però ripeto, se togliamo gli ultimi 20 minuti, secondo me la partita è un po' più equilibrata di quello che dice il risultato. Poi ovvio che non è che noi possiamo pensare col Portogruaro però neanche insomma Sì, voi siete partiti bene, avete perso di misura domenica scorsa, oggi insomma forse avete ceduto un po' di testa a un certo punto. Sì, sicuramente l'aspetto mentale un pochino ha giocato contro, e poi ti ripeto, proprio la sensazione era fisica, che loro avessero sicuramente qualcosa in più da quel punto di vista. E quindi ogni volta che perdi palla, ogni volta che loro hanno gamba per ripartirti, non è sempre facile coprire gli spazi. Avevamo anche pensato durante la settimana di affrontarli in un altro modo, però abbiamo detto ce la giochiamo alla fine, onestamente. Comunque quello che mi ha un po' stupito è vedere, e poi lo dimostra il gol segnato verso la fine, insomma la determinazione anche su un risultato super scontato, insomma No, è avete vero, è vero, no, spinto. ma infatti ti dico, io non posso dire niente ai ragazzi se non che su alcuni episodi siamo stati un pochino ingenui, ecco, su quelle cose lì sì, ma non sull'impegno, sulla voglia di provare a giocare o di provare a riaprire la partita. Ovvio che contro squadre devi fare una partita perfetta, e se tu gli concedi qualcosina dal punto di vista proprio delle ingenuità, allora diventa dura, perché se vai sotto 1 o 2 gol poi a campo aperto sono Bene, allora devastanti. per chiudere questa breve intervista archiviamo la partita. Voi siete una neopromossa come il Portogruaro, prima vi salvate e meglio è... Ovviamente quello è l'obiettivo. Diciamo che il Portogruaro non è neopromossa, diciamo che è più una decaduta, una nobile decaduta più che una neopromossa. Dai, insomma, il fatto di neopromossa è un po' una presa in giro, nel senso noi siamo neopromossi, lo sanno benissimo anche loro che devono fare un campionato insomma di vertice, ma come è giusto che sia, insomma, le realtà sono completamente diverse. Però a noi ci deve servire un po' di lezione, anche perché insomma certe ingenuità in questa categoria qua non te le puoi permettere, anche se dobbiamo continuare comunque con la nostra identità di giocare a calcio, perché questa squadra è nata per giocare a calcio e continueremo a giocare a calcio, insomma. Bene, grazie Va bene, mister. prego, buona serata.